Pronto amore, Duilio, mi senti? Sì, adesso sì, dimmi. Ciao amore, ti manco un pochino che è già una settimana che sono via di casa. Diciamo che casa senza di te è come spritz senza oliva. Ah, manca quel qualcosa che lo rende speciale. No, intendo dire che va bene stesso, cioè se manca l'apero sarebbe un discorso, ma se manca l'oliva, insomma, è quello stesso, cioè l'oliva può anche non essere, non ho mai capito perché mette un'oliva dentro spritz, cioè non mi piace neanche a me l'oliva dentro spritz, perché mette oliva dentro spritz? Duilio, sai la differenza fra te e un cancro? No. Neanche a me. Ah, ascoltami amore, no niente, ti chiamavo perché volevo provare a farmi da mangiare mi soio, cioè... No, la solita scatoletta di tonno con un sacchetto di Fonsi. Maria Vergine, Duilio, da quanto sei che te mangi tu e Fonsi? Ah, era un esempio. Sì, da 6 giorni diciamo. Sarebbe il settimo, ecco, però oggi vorrei una roba diversa ma semplice, una roba che possa cambiarmi un po' il gusto, non so, un pan biscotto e caffè latte. Maria Vergine, pan biscotto e caffè latte, si tomato che era sei cambiamento. Hago cracco casa e non so. Ascoltami, come sai che si fa? Perché mica si è messo su a teccia con l'acqua calda. Per farti il caffè, beh, non che vuoi a teccia con l'acqua calda, qui sei a pasta asciutta, te vuoi una moca per farti il caffè. Ah, non si mette su a teccia con l'acqua calda, dopo te butti a polvere. Quindi non ti puoi andare a mangiare da tua mamma. Guarda là, ecco ora, l'uomo che vuole diventare autonomo, capito? La risposta è non ti puoi andare a mangiare a tua mamma. Ma non ti vergogni che io sto cercando di chiederti che cosa posso mangiare, mi mandi a mangiare da mia mamma. Io vorrei del cibo alternativo, basta Fonsi e tonno. E te mi dici vai a mangiare a tua mamma, mi voglio mangiare a casa mia. Duilio hai avuto il numero della pizzeria? Sì, dove sei che te l'ho messo? Io sapevo, guarda, è in cucina attacca il calendario. Ah, arriva, 118. No, t'altro. Ah, sarebbe quello che è scritto numero della pizzeria passaporto da usare quando non ci sono Paduilio. Bravissimo, bravissimo, un detective, un cracco e un detective. Come che ti ho fatto catarlo? Ma cosa sei che go a fare adesso? Ti spiego, mi ghetto da scriverti Sì, tutte sì, note. go. Allora, loro ti risponderanno, ti diranno una roba tipo pizzeria per asporto, buonasera. Aspetta che scrivo pizzeria asporto. Beh, te non te che scrivere tutto, se solo io spiegarti, aspetta un attimo. Dimmi. Ti dico mi quando che te che da scrivere, Sì. va bene? Siete Ok. pronto? Sì. Allora, loro rispondono, non so, pizzeria per asporto, sono Giulia, mi dica. Sì. Adesso scrivete. Salve, sono Duilio, scanta un burlo. Aspetta un attimo, aspetta, salve, sono Duilio, cosa ti detto dopo? Cosa ho avuto che abbia dito dopo il tuo cognome che avrò dito dopo insieme Sì, mio? aspetta, canta, mamma rasa il cognome è difficile, che oltre a mia mamma non puoi chiamarmi Rossi, burlo, canta un burlo, dopo? Allora, dopo te che dici, vorrei ordinare una pizza. Ecco qua, come sai che funziona, come sai che fa sapere io che pizza che voglio io? A te che dire, ti mona! Allora aspetta, vorrei ordinare una pizza. Una pizza. E dopo? E dopo ti domanderà che pizza che te vuoi. Dopo Giulia ti domanda che pizza che te vuoi, pa che ora l'indirizzo è casa. C'è anche codice fiscale e tutte queste robe qua e vuoi sapere, non ti puoi chiamare ti per me. Ma Duilio, mori di fame! Oggi vuoi chiamarmi dall'Inghilterra per ordinare una pizza, ma sei rimbambito! Aiutami. Aiutami! E ora sta attento, segui i miei consigli, fa così. E se vuoi un cibo alternativo, parecchiati un cibo tipico che mangiamo sempre qua a Londra. Dimmi. Sì, si chiama fish e chips. Fish e chips. Cos'è che sarebbe? Una scatola di tonno e un pacchetto di Fonsi. Copate!